Parliamo della caserma Mater. Va bene, iniziamo da Perché? lì. Iniziamo da lì. Perché? Perché è una cosa che abbiamo fatto oggi ed è un altro esempio di buona amministrazione, di ottima amministrazione che abbiamo offerto insieme al Comune di Venezia e alla Fondazione Venezia. Passare dal demanio militare, comprare un pezzo di demanio militare e avere un così importante progetto è una cosa importante che abbiamo realizzato in tempi rapidissimi, quindi ancora una volta buona amministrazione. Durante la conferenza stampa avete detto che se ci fosse stato Palladio in questi tempi non avrebbe costruito assolutamente niente per tutti i vincoli che ci sono. È vero perché abbiamo, e la storia è una legislazione nazionale che in base a non si sa quale principio ha posto un numero infinito di vincoli. E non riuscendo a raggiungere i risultati, si sono posti di volta in volta vincoli per la difesa del paesaggio e non l'abbiamo difeso, vincoli per la difesa idrogeologica e non l'abbiamo difesa, vincoli talora di una attribuiti con potestà attribuita a un ente, potestà a volte di un altro ente, incroci successive approvazioni e non abbiamo raggiunto gli scopi che ci eravamo prefissi. Forse è per davvero venuto il tempo di rivedere integralmente la legislazione in questa materia perché la politica dei vincoli non difende il territorio.